Salve Orgufan, tutto bene? Oggi è una bella giornata di sole, ce la godiamo insieme. Carissimi Orgufan, grazie per il fatto che sempre siete con me. Bello. Le nespole, guardate, venite vicino, guardate qui. Stanno maturando, è il primo frutto che la primavera ci offre. Primo frutto fresco. Buono, gustoso, genuino. Nessun chilometro. È qua, a casa mia. Adesso aspetto le vostre foto, le vostre piante, le vostre nespole e tutte le frutta che stanno per maturare, perché sempre, ogni volta che io faccio la rappresentazione di qualcosa, voi mi mandate subito per farmi vedere le vostre cose. Ed è bello perché è una famiglia che cresce e guarda e controlla tutto quello che facciamo. Siete bellissimi. Voglio vedere quante nespole avete voi in casa. Venite appresso a me. Musica. Una meraviglia. Queste sono giornate che io mangio solo ed esclusivamente nespole. Anche perché Anita non le mangia. Io gli dico mangiale che sono buone. Le dico sempre mangia, mangia. No. Lei è abituata all'ananas, alle banane, al mamei e tutte le frutte di Cuba. Però ha imparato a mangiare i carciofi. Ma i carciofi non sono nespole. Venite con me, venite. Qualcuno ha chiesto come mai con Anita parlo lo spagnolo. Lei sa parlare anche italiano, però siccome io voglio affinare la lingua spagnola, con lei parlo spagnolo. Lei a Cuba era insegnante di spagnolo, quindi io devo imparare bene lo spagnolo. Ok? Altra cosa, alcuni mi hanno detto prendimi a lavorare con te per tagliare l'erba. L'erba deve stare così come è adesso perché è fresca. Se la tagli e piove, ricresce. Bisogna aspettare che l'erba sia secca completamente. Capito? Ecco qua. Bisogna aspettare che sia fresca completamente. Allora, per non farvi stare mezz'ora ad aspettare, ho riempito un piatto di belle nespole. Guardate che cosa bella. Queste ve le offro a voi. Ve le mando via mail. Che cosa meravigliosa. Quello che ha inventato le nespole doveva essere molto forte. Sì? Cosa ne dite? Bisogna fare una canzone per le nespole. Nessuno ha scritto una canzone per le nespole. Chissà che qualche cosa mi succeda. Vi ringrazio intanto per tutti i salutini che mi mandate, le stelline, gli abbracci, i cuoricini, le nuvolette. Grazie. Grazie amici Orgufans. Ce ne mangiamo un'altra insieme? Cioè quando uno non parla perché è meraviglioso, ma mela. In questo punto non si sentono i galli cantare, sono lontani, perché mangiano l'erba. E adesso stanno mangiando l'erba e non cantano.
ma sono distanti da qui. Bene, cosa dirvi Urgu fans? Questo è per voi. Un abbraccio forte a tutti gli Urgu fans e buone Nespole a tutti. Un saluto anche da Anita, un abbraccio. Ciao, ciao Urgu fans. Ciao.